Buonasera, continuiamo i nostri approfondimenti politici dedicati al mondo della politica, dedicati alle prossime consultazioni elettorali. Dopo aver fatto la settimana scorsa il comune di Agrigento, ci è sembrato giusto scegliere Raffadali, una cittadina sicuramente importante per l'economia nella provincia di Agrigento. Ringraziamo gli ospiti che hanno aderito al nostro invito, ve li presento, sono il dottor Franco Laporta, attuale consigliere provinciale, supportato da 5 liste, le nomino per completezza di informazione: Patto per il Territorio, Cantiere Popolare, Nuova Raffadali, Movimento Libero e Raffadali Futura, per un totale di 93 candidati. Franco Laporta ha già scelto i 2 assessori, li nomino pure, sono Ninetta Tabone e Mimmo Catuara. A seguire abbiamo l'onorevole Giacomo Di Benedetto, deputato all'Ars per il... Giacomo Di Benedetto, giusto, no? Sì, ho detto saluto. Ah, scusi. Giacomo Di Benedetto, deputato all'Ars per il Partito Democratico, anche lui supportato da 6 liste. Le nominiamo: Società Civile Raffadalese, Comunisti Italiani, UDC, MPA, FLI e chiaramente il PD. 111 candidati per le 6 liste che si sono presentati. Gli assessori designati sono Calogero Sciarratta e Flaminia Farrugia. Poi abbiamo Angelo Salemi, ex assessore della Giunta Cuffaro, supportato da 3 liste. Buonasera. Sono Lapi, Lealisti e Laboratorio Sgarbi, per un totale di 57 candidati, 2 assessori scelti, uno è proprio Vittorio Sgarbi, l'altro Giosuè Chifari. Avevamo anche invitato Antonio Vizzì, il 4º candidato alla carica di sindaco di Raffadali per il Movimento dei Forconi. Non è potuto venire, ci ha telefonato per motivi di salute, e comunque diciamo che la sua lista ha 20 candidati. Gli assessori designati sono Giacomo Mascolo e Fabio Bruno. Bene, ringraziamo di nuovo i nostri ospiti. La prima domanda che è d'obbligo, ecco, perché vi siete scelti di candidare in un momento, diciamo, della politica italiana difficile, in cui i comuni chiaramente sono quelli presi di mira, in particolare con i tagli e le esigenze un po' di tutta la società, di tutta la popolazione. Per rispondere a questa domanda iniziamo come prima, abbiamo fatto un sorteggio, ognuno di voi ha diritto a 3 minuti, se superate i 3 minuti il tempo in più lo recuperiamo nel tempo che vi resta. Quindi, dottore Laporta, allora, una scelta difficile, sicuramente ponderata e pensata, perché lei ha deciso di scendere in campo? Allora, per la guidare scelta Raffadali? di scendere in campo sicuramente in questo minuto di crisi che esiste a livello regionale e nazionale è chiaro che è una scelta abbastanza importante. Però la realtà è una: vivendo in un paese come Raffadali, dove quindi io sono nato, dove sono cresciuto e nello stesso tempo io ci vivo, svolgo la mia attività professionale, è chiaro che scendere in campo a Raffadali è un onore. Anche perché io sono sceso in campo per un motivo semplice: io amo Raffadali, amo i raffadalesi, e come tale voglio vedere se nella mia attività politica da sindaco, se riuscirò a fare quel qualcosa che sono riuscito a fare in altri ambiti lavorativi e quello mio professionale. È chiaro che è una scelta, come abbiamo detto, abbastanza difficile, però io sono convinto che non ci sono delle scelte difficili se uno ha voglia di lavorare. La mia è una voglia di lavorare, se è il caso 24 ore al giorno, perché l'obiettivo principale è rendere Raffadali fruibile e nello stesso tempo appetibile sia ai raffadalesi sia alle persone che possono avvicinarsi a Raffadali. Raffadali in questo periodo ha vissuto un periodo sicuramente di gloria, però sicuramente mancano tantissime cose da fare. Queste cose che sono da fare, io sono convinto che si possono fare. Per farle è chiaro che ci vuole un poco di impegno, amore, perché Raffadali onestamente abbiamo tutte le condizioni per poter progredire e nello stesso tempo riuscire a raggiungere gli obiettivi che mi prefiggerò di fare in questo mio scorcio di legislatura. Io devo essere onesto, è chiaro che Raffadali in questo periodo, come sappiamo, ha subito diversi spostamenti in termini di positività, perché noi vediamo che a Raffadali ultimamente
abbiamo una crescita sostanziale ed imponente di tutte le attività commerciali, industriali e di tutti altri generi, quindi di commercio e industria, che realmente altri paesi della provincia di Agrigento attualmente non hanno. Quindi l'obiettivo, il mio sforzo che devo fare è quello sicuramente di incrementare ancora di più questo tipo di attività che esistono a Raffadali, creando altre condizioni ottimali affinché il raffadalese possa vivere nel migliore dei modi possibili. Bene, grazie. Salemi, a lei la risposta. Ai motivi della nostra scelta, noi siamo praticamente un gruppo di amici, un gruppo di cittadini di Raffadali che abbiamo fatto politica certe volte assieme, certe volte vicini, mai diciamo però in ambiti diversi, sempre nella stessa area. I motivi della mia scelta di candidarmi a sindaco derivano appunto da non condividere le idee con la giunta di cui ho fatto parte. E purtroppo quando si sta assieme ci possono essere idee diverse, ci debbono essere idee diverse perché sono frutto sicuramente di tante idee. Io penso che concorra molto di più a portare avanti le tematiche e i problemi di una cittadina, che sono molte, che sono variegate, che sono diciamo molto difficili. Il primo dei motivi che mi ha indotto a candidarmi a sindaco è il non accettare praticamente l'esternalizzazione dei tributi che sta mettendo in ginocchio un'economia povera. In questo devo essere un po' in disaccordo col collega Laporta. La nostra economia raffadalese sicuramente non sta attraversando uno dei migliori momenti della nostra vita, cioè diciamo che invece le nostre imprese, le nostre attività commerciali vanno molto a rilento, stanno soffrendo, e questa esternalizzazione dei tributi che aggrava ancora di più praticamente sulle tasche delle persone, anche se avevamo tanti dipendenti a disposizione, praticamente ci ha indotto sicuramente a scendere in campo per dire no all'AEG, che è la società di riscossione. Provanesia faremo di tutto quello che è nelle nostre possibilità. Qualcuno dice non è possibile rescindere il contratto, io non sto a dire se è possibile o non è possibile, sta di fatto che se sarò eletto praticamente l'impegno primario è quello di mandare a casa l'AEG. Se dietro l'AEG ci sono dei politici praticamente che vogliono che l'AEG rimanga, cercheremo di mandare a casa, faremo tutta l'erba un fascio e manderemo a casa sia l'AEG sia chi si propone e si candida per sostenere l'AEG, perché la nostra cittadina non ha bisogno di tasse, la nostra cittadina ha bisogno di amore, di conforto, ha bisogno di sviluppo. Ecco la mia nomina. Cioè io sono molto onorato, devo ringraziare il professore Sgarbi per aver accettato. Lui poteva essere il sindaco di Raffadali, non l'assessore di Angelo Salemi, ci mancherebbe per la sua cultura, per il personaggio che è, ma non può essere sindaco di tutte le nostre cittadine, si candida sindaco a Cefalù, quindi diciamo non può nello stesso tempo essere presente qua a Cefalù, però a noi interessa molto l'esperienza di Sgarbi nel suo campo, nel campo culturale, nel campo del turismo, perché abbiamo intenzione attraverso il grande villaggio della gioventù, questa grande struttura che noi abbiamo, che è stata praticamente esempio di cultura ai tempi dell'onorevole Di Benedetto, di Nino Cuffaro, perché non dirlo, l'estate raffadalese, la settimana dello scolaro, le cose che si sono fatte, quando sono fatte bene bisogna anche diciamo annunciarle, e quindi noi vorremmo portare con Sgarbi non solo cultura, non solo teatro, ma principalmente sviluppo economico. Qualcuno mi chiederà come sviluppo economico. Nel progetto che abbiamo in testa io e la mia squadra praticamente c'è la costruzione di tante infrastrutture che possono dare sviluppo economico per la costruzione di queste infrastrutture e per mandare avanti queste infrastrutture. Prego, ha finito? Sì, prego. Onorevole Di Benedetto, ecco, lei onorevole deputato regionale ha scelto di insomma, spendersi per la sua città. Un impegno per il mio paese.
per il paese in cui vivo, per il quale intendo spendermi e lavorare, portando un'esperienza, portando una convergenza di forze politiche che dovrà impegnarsi per il bene di Raffadali, portando risorse, ricchezza, serietà della politica. Una delle ragioni per cui vale spendersi in questo momento a Raffadali è il fatto che Raffadali, il senso della politica è profondamente decaduto. In questi anni la politica è stata intesa come scambio, come mercificazione, come mortificazione delle coscienze. Noi intendiamo riportare una buona politica a Raffadali, ridare libertà ai cittadini, democrazia, capacità di esprimersi, diritti ai cittadini. I diritti molto spesso sono stati negati e trasformati in favore. Noi vogliamo riliberare questo paese, questo è l'obiettivo che ci poniamo e per farlo dobbiamo liberare l'economia, creare lo sviluppo, riportare la cultura al centro. Io non ritengo che a Raffadali vada tutto bene, credo che molte cose siano da migliorare. Infatti il candidato Laporta dice che a Raffadali va tutto bene perché si pone in assoluta continuità con l'amministrazione Cuffaro. Ci mancherebbe altro che dicesse cose diverse. Non è vero che a Raffadali va tutto bene. E dice che bisogna migliorare alcune cose, ma perché non le hanno fatte? Perché non si è fatto il piano regolatore a Raffadali? Da 3 anni il Consiglio Comunale non dà le direttive. E sapete cosa succede? Il fatto che ci sia un piano regolatore fermo ha favorito la speculazione da parte di alcuni soggetti che acquistano terreni, li lottizzano, presentano i progetti, li fanno in qualche modo approvare e poi rivendono gli stessi terreni lucrandoci. Bene, dobbiamo finirla. Bisogna riportare le regole a Raffadali. Bisogna che si faccia il piano regolatore, il piano commerciale, bisogna che si riapre tutto quello che è stato chiuso. Raffadali era una fucina di cultura, era un paese pulsante nell'economia della provincia di Agrigento e nella cultura della provincia di Agrigento. Bisogna riportare queste cose al centro, Raffadali di nuovo al centro, con ricchezza, progresso, sviluppo. Questa è l'idea che abbiamo. E per fare questo chiamiamo tutti i cittadini a essere partecipi. Non è un problema di riportare solo la sinistra a Raffadali, il problema è riportare la buona politica a Raffadali, una politica seria che si spende per il paese e non si spende per gli interessi di alcuni amici e per gli interessi di strette cerchie familiari di potentato. Basta col feudalesimo, bisogna riportare l'apertura, la democrazia, la partecipazione da parte della gente. Finito? Sì. Vorrei dire così il mio tempo, a titolo di cronaca che le liste sono 15, i candidati che scendono in campo per i 20 posti di consigliere comunale sono 281. Allora, seconda domanda che ho preparato, l'avevo fatta anche per Agrigento, ma d'altronde la tematica è comune, è quella della gestione dei rifiuti. In questi giorni abbiamo visto le nostre città proprio invase dai rifiuti, con chiaramente un cattivo odore, e, insomma, non abbiamo fatto sicuramente una bella figura anche per i tanti stranieri che visitano non solo la Valle dei Templi ma anche Raffadali, insomma le altre città. Ecco, la Regione ha fatto una riforma, si va verso questa costituzione delle nuove SSR. Ecco, voi per la questione dei rifiuti come pensate di affrontare il problema? Ecco, questa volta il primo a rispondere è Salemi. Angelo Salemi, prego. Sì, per quanto riguarda i rifiuti, la tematica è molto delicata. Diciamo che i nostri parlamentari hanno fatto di male in peggio. Partendo dalla giunta capo di casa, parlo a livello regionale, ma ci interessa perché si cala, i rifiuti sono pure a livello comunale. E che rifiuti? Cioè, diciamo che le cose non sono andate bene, non voglio essere polemico con nessuno, si sono creati questi grossi carrozzoni che hanno portato clientelismo, hanno portato posti, hanno portato praticamente sistemazioni solo ed esclusivamente per gli amici di chi li ha creati. Basta andare al lato, basta andare a Girgenti Acque e ci accorgiamo, siamo di Raffadali, siamo dei paesi vicini di Agrigento e ci accorgiamo il tessuto, ci accorgiamo il personale impiegatizio di dov'è, chi è, di dove
e a chi appartiene politicamente e familiarmente, dico io, non solo politicamente e familiarmente. Questa è stata una grossa porcata, lo devo dire, scusate il termine, non è nel mio linguaggio, perché non si fanno i carrozzoni, cioè praticamente per sistemare i propri parenti o per sistemare i propri amici o per fare clientela politica, mettendo fortemente le mani in tasca ai cittadini. Scusate se ripeto la stessa frase, perché io ero assessore all'urbanistica negli anni passati e quando noi avevamo la nostra discarica praticamente spendevamo nemmeno la centesima parte di quello che sta costando ai nostri cittadini oggi praticamente il ritiro della propria spazzatura. Non solo, non funziona. Io faccio un esempio, avevamo acquistato in qualità di assessore ai lavori pubblici, avevamo acquistato i cassonetti praticamente nemmeno un anno prima, perché quelli che avevamo non erano più buoni. Bene, a distanza praticamente di un anno si insedia lato rifiuti, compra tutti i cassonetti nuovi, i cassonetti che c'erano li tiene per circa 20 giorni, Giacomo, da parte la gente. I cittadini del Raffadale, chi ne ha H1, chi ne ha H2, se li portano in campagna praticamente. Perché questo eccessivo dispendio di somme a discapito di chi? Con quale somme? Con le somme dei nostri cittadini. C'è stata praticamente un'amministrazione molto blanda, molto deficitaria, con molta delinquenza, devo dire, con molta delinquenza. E allora non va bene, io mi sono permesso, dice che mi sono buscato una querela, è vero, ma se è così ne vado orgoglioso perché ho inteso difendere praticamente gli interessi dei miei concittadini, sono l'unico a essere uscito con questo manifesto che la dice lunga e breve sullo stato praticamente della nostra cittadina per quanto riguarda la spazzatura, e allora bisogna agire. Io non ho azioni praticamente nel lato rifiuti, non ne ho mai avuti, anche perché anche all'amministrazione sono stato tenuto sempre ai margini, perché sono un tipo scomodo, perché ragiono con la mia testa e perché praticamente se riesco a fare il sindaco continuerò a ragionare con la mia testa, certamente sentendo collegialmente i miei collaboratori, non c'è dubbio, perché da soli non si ci arriva a fare il sindaco, però la macchina, se devo guidarla, la devo guidare io. Onorevole Di Benedetto, Angelo Salemi ci ha anche sorpreso con il manifesto, ma ha tirato anche in ballo un suo referente politico, onorevole Capodicasa. A parte questo, ecco la sua idea sulla raccolta dei rifiuti a Raffadali. Non vi ho sentito ancora parlare di raccolta differenziata, allora, sicuramente è una cosa è interessante. Prego. Molto, molto semplice. La logica di gestire la questione dei rifiuti mettendo insieme dei comuni è una logica corretta da questo punto di vista, nel senso che per alcuni servizi, la discarica, lo smaltimento, doveva portare alla riduzione dei costi. Non a caso il recepimento da parte della Regione Siciliana della norma sui rifiuti nazionale, che era obbligatorio recepire, ai tempi di Capodicasa aveva previsto 7 ATO in Sicilia, 1 per provincia e Caltanissetta e Vienna insieme. La norma viene applicata dopo dal governo Cuffaro e gli ATO da 7 diventano 27. Allora bisogna distinguere le cose e spiegarle, perché servivano 27 consigli di amministrazione, perché bisognava frammentare gli appalti riducendoli e potendoli da questo punto di vista anche gestire in maniera diversa. Allora il problema non è la norma, ma il come concretamente si sta gestendo. La Regione Siciliana ha riformato questo sistema, si va a rilento da parte degli assessorati regionali all'applicazione, ma abbiamo fatto la legge di riforma che non fa altro che ritornare alla precedente situazione. Si sono di nuovo ristrette alle 27 ATO, proponendo l'SRR e facendo un'unica SRR nella provincia di Agrigento. Adesso quello che bisogna fare cos'è? Fare un unico appalto, dare ai singoli comuni l'obbligo di sottoscrivere il contratto unico con la società che gestisce i rifiuti, in maniera che se un comune non paga le azioni, la società o lo sciopero si fa nei confronti di quel comune e non del comune che paga. E poi bisogna avviare la differenziata, che comporta, oltre a un fatto di risparmio
dal punto di vista ambientale anche un risparmio economico a carico dei cittadini, perché si riducono i costi della discarica. Allora, questo sistema, il sistema Cuffaro che dicevo, ha sempre utilizzato un meccanismo che è stato quello di partire dal bisogno della necessità per trasformarla in macchina clientelare e occasione per trarne anche un meccanismo di consenso e di rapporto con le imprese. Ora, il problema è invece fare servizi per la gente. A Raffadali hanno fatto ancora di più. A Raffadali stanno tartassando i cittadini con l'AIG e nel contempo hanno un debito di 600.000 euro nei confronti del lato, e che non può pagare i dipendenti che giustamente scioperano, e Raffadali era piena di spazzatura, perché si tolgono i soldi di tasca ai cittadini e non si paga lato. La dottoressa Restivo lamentava un debito da parte di Raffadali di 600.000 euro. Nel contempo, con la società, hanno fatto questo meccanismo societario messo in piedi che trattasse i cittadini e si sono fatti le assunzioni clientelari all'interno della società. I Raffadali si sanno chi lavora all'AIG, a chi rispondono e quali interessi stanno salvaguardando. E allora, ancora una volta, qua ci poniamo in assoluta discontinuità con Cuffaro. C'è chi si sta ponendo in assoluta continuità. Cuffaro non ha avuto il coraggio di candidarsi e altri stanno sostituendolo come fatto di facciata. Questa è la realtà. Bene, dottore Laporta. Allora, In questo caso lei è l'ultimo, però insomma raccoglie quindi ora raccolgo un poco di tutto. le lamentele di tutti. Allora, Prego. la realtà è uno, quindi nel momento in cui uno abita in un paese, sa realmente quello che c'è, quello che si è fatto e quello che non si è fatto. Qualcuno che abita di passaggio a Raffadali non lo può sapere. Quindi dico, io invito prima a cercare di abitare a Raffadali, capire i problemi del raffadalese, dopodiché inizia a parlare. Perché se noi parliamo tanto per parlare che qualcuno li riferisce, le cose che vengono riferite sicuramente non arrivano mai a buon fine, perché nel momento in cui arriva, da quando è partita, alla fine, sicuramente non arriva nella giusta direzione. Per quanto riguarda quello che si è fatto a Raffadali, che è poco, e quello che le società a Raffadali vanno male, basta venire a Raffadali ogni giorno, ogni sabato, ogni due, ci sono delle nuove attività. Basta farsi un giro a Raffadali e vi dico che a Raffadali tutte le attività artigianali, commerciali, industriali, abbigliamento, calzaturiero, pasticcero, c'è di tutto. È il fiore all'occhiello di quello che c'è in provincia. Questo andare a dire che Raffadali sostanzialmente non si è fatto niente, mi pare un poco di ipocrisia, ma non poco, ma tanta. Quello che io dico è che realmente ci sono tante cose da fare, ma che realmente le aziende che ci sono a Raffadali non chiudono, anzi se ne aprono tantissimo, cosa che nel contesto della provincia di Agrigento non ci sono. Questo è evidente. Basta, dico, venire a Raffadali. Cioè è inutile dire cose così campatenare. Forse uno giustamente, visto che non ci sta, come lo può sapere? Se uno sta a Raffadali sa quello che succede. Se uno non ci vive o che ci sta vivendo ora in campagna elettorale, non li può sapere, perché prima dobbiamo capire realmente quali sono i problemi raffadalese e stando a contatto con le persone giornalmente, 365 giorni l'anno, si riescono a capire quali sono le esigenze delle persone, non cercando di stare in periferia o prendendo la circonvallazione che si può capire realmente i problemi. Non esistono, non esistono. Dove viviamo? Ricordatevi che a Raffadali sono state fatte tantissime cose, cose che prima se lo sognavano. Raffadali, negli ultimi 10 anni, c'è stata fatta la Chiesa Madre, è stato fatto il campo sportivo in erba, cosa che altre società quindi di categoria superiore non hanno, è stata fatta la caserma dei carabinieri, sono state fatte tutte le vie di accesso a Raffadali, è stato fatto il CCR, il centro comunale di raccolta, ritornando al discorso dei rifiuti, che è realmente un qualcosa che già ci proietta realmente
verso una raccolta differenziata, perché nel momento in cui abbiamo un centro comunale di raccolta che altri paesi della provincia di Agrigento non hanno, è chiaro che abbiamo risolto in parte tanti problemi, ma tanti se ne devono risolvere, perché con il centro comunale di raccolta che cosa si fa? Si levano tutte quelle situazioni ingombranti e che sicuramente all'occhio umano non sono visibili perché sono brutte da vedere, in maniera che prima c'era il problema di dire dove le andiamo a buttare, ora sanno che c'è un centro comunale di raccolta che fa sì che può accogliere frigoriferi, televisori e quant'altro di ingombrante e di purtroppo brutto da vedere agli occhi delle persone che ci possono essere per strada. Un'altra cosa, questo centro comunale di raccolta che cosa fa? Fa un altro obiettivo principale, quello è la raccolta differenziata. Le persone che fanno differenziata la portano là e ora sono state rimborsate. Che cosa farò io se diventerò sindaco? Una cosa semplicissima, puntare alla raccolta differenziata perché è quello che ci porta al risparmio dei tributi. Per quanto riguarda l'AEG che tanto si parla, una cosa devo dire, io sono sempre per la gestione diretta dei tributi. E quando si è approvata questa delibera, ai tempi l'avevano proposto quando io facevo il Presidente del Consiglio Comunale. In quell'occasione poi non si è fatto. C'è stato qualcuno che forse l'ha votata e dice che non ne sa niente. Non è così, perché l'AEG è stata fatta negli ultimi 5 anni. Ma in ogni caso Franco Laporta con il suo gruppo ha deciso che per la gestione diretta dei tributi e delle entrate patrimoniali, dico diretta dei tributi, senza AEG e senza qualsiasi società esterna che possa riscuotere, perché i soldi li dobbiamo gestire noi personalmente con il nostro personale. Una domanda che io già avevo messo in scaletta, che già insomma è stata da voi toccata, quindi è segno che il problema esiste, è proprio la esternalizzazione delle riscossioni, appunto, che attualmente è affidata a questa società di Lucca, la EG. E proprio su questo vorrei esprimere magari qualche minuto per dilungarvi su quale è la vostra posizione sulla G ed eventualmente in alternativa cosa fare. Il primo che parla è l'onorevole Di Benedetto. Bene, la questione dell'AEG è una questione molto semplice. A Raffadali si è voluto esternalizzare i servizi di riscossione e si è voluto farlo per farne una speculazione anche di carattere clientelare, diciamo, chiamiamo le cose con il loro nome. E l'ha fatto l'amministrazione Cuffaro con il Presidente del Consiglio Comunale Laporta e con una delibera di giunta dell'amministrazione Cuffaro, sostenuta, e in questa un ruolo determinante ha avuto un importante sostenitore del candidato Laporta, che è il dottore Di Giovanni, che aveva anche un'esperienza a favare attorno a queste questioni, che adesso è candidato a sostenere il candidato Laporta. Questa operazione si è fatta cercando anche di gestire in maniera clientelare il personale, non preoccupandosi di tartassare in maniera ingiusta, perché bisogna che tutti paghino e paghino in maniera corretta, ma si è tartassato in maniera ingiusta il tessuto economico e le famiglie di Raffadali, chiedendo di pagare cose che non dovevano essere pagate, sottoscala, sottotetti, magazzini in disuso, solo perché c'è stata una protesta in Consiglio Comunale da parte dell'opposizione, le iniziative in piazza, il comizio nostro, i manifesti, si è posto riparo dando le indicazioni su cosa andava pagato. La gente ha dovuto umiliarsi, fare le file, farsi correggere le bollette, cioè si è trattata la gente con disumanità, vessandole per favorire un sistema clientelare. Ora il candidato Laporta ci dice: io sono per chiudere l'AEG. Non è credibile, non è credibile, non è credibile, non è credibile, perché si sono resi conto che hanno fatto una, non voglio usare il termine porcata, ma una cosa gravissima e indegna, e non si sentono di sostenere una campagna elettorale dicendo che vogliono mantenerla. E fra l'altro io penso che il candidato Laporta difficilmente, come dire, vorrà realmente chiudere l'AEG,
se non altro perché lo riteniamo una persona che tiene molto alla famiglia e in questo caso creerebbe problemi economici di reddito a suo nipote che lavora all'AIG e quindi, come dire, sarebbe una cosa realmente che non credo che la Porta farebbe a cuor leggero. Queste cose occorre dirle, perché si può parlare di programmi, di cose, di quello che si farà, però bisogna essere credibili quando si dicono le cose, non si può fare populismo sinceramente. Una cosa è certa, che noi chiuderemo l'AIG intervenendo sulle inadempienze contrattuali che l'AIG ha messo in piedi. Questo deve essere molto chiaro e che tartassano i cittadini. Il tessuto economico di Raffadali, concludo. Qua non bisogna confondere quella che è l'operosità dei raffadalesi, degli artigiani, dei commercianti, del ceto produttivo dei Raffadali, con quello che l'amministrazione non ha fatto per favorire lo sviluppo. Bene, Raffadali è indubbio che c'è un popolo di lavoratori che si è sollevato dalle proprie sorti, che è cresciuto, che si è affrancato dai problemi economici, che vuole prosperare, questo è indubbio. Però l'amministrazione che cosa ha fatto? Non c'è un piano regolatore, non c'è un piano commerciale, non c'è una viabilità rurale idonea. Cioè la gente, nonostante una cattiva amministrazione, riesce a tenere l'attività aperta. Pensate cosa potrebbe succedere a Raffadali se ci fosse una buona amministrazione in grado di offrire servizi ai cittadini, alle imprese e alle aziende. Dottore Laporta, a lei tocca ora. Allora, è stato chiamato in causa direttamente dall'onorevole Di Benedetto, addirittura con un parente. Posso rispondere tranquillamente senza... Prego, siamo qui proprio per questo. Allora, la campagna elettorale che vuole fare l'onorevole Di Benedetto è solo uno, solo l'AIG. Ma santo Dio, giustamente perché? Perché nel momento in cui ripeto sempre le stesse cose fino alla noia, quando uno non abita a Raffadali, cioè non può sapere altre cose, questa è quella che viene agli occhi perché la gente si è lamentata. Ma la realtà qual è? Quando si pagano i rifiuti, noi sappiamo che i rifiuti tanti se ne fanno e quindi tante persone la devono pagare. Se noi produciamo 100 quintali di rifiuti e li pagano in 100, il prezzo è X, se li paga in 1000 il prezzo è Y, se lo paga in 10.000 il prezzo è un altro. Che cosa voglio dire? Io voglio dire una cosa semplicissima, che pagare le tasse, dico sicuramente non è bello, però se paghiamo le tasse tutti, sicuramente paghiamo di meno tutti. Sapete chi è che si è lamentato a Raffadali? Chi realmente, poveri per loro, non avevano mai pagato i rifiuti. E sono arrivate queste benedette bollette negli ultimi 5 anni, però già si sono risparmiati gli anni precedenti. Quindi dico già, un vantaggio, già l'hanno avuto. Io Franco Laporta, candidato a sindaco, ho pagato sempre. E come tale una bolletta a Franco Laporta azzurra non è mai arrivata. A me le bollette azzurre che sono arrivate fino ad ora sono quelle dell'Autovelox. Altre bollette azzurre di rifiuti non sono arrivate. Che vuol dire? Vuol dire che io ho pagato i rifiuti. Quindi non mi scandalizzo. E non è manco un problema economico. Io sono un professionista e quindi posso pagare, la gente no. Per carità, vero è. La gente meschina quando si trova oggi a pagare 5 anni, è chiaro che la situazione è antipatica. Però abbiamo dato la possibilità, e hanno dato la possibilità, di far sì che c'erano degli errori. A proposito di quello che diceva l'onorevole Di Benedetto, lui non sa, o quantomeno forse è meglio che si documenti, che c'erano delle direttive dove prima si pagavano le scale, i sottotetti, poi dopo è arrivata un'altra direttiva dove si evitava che tutte le zone, vedi garage, vedi sottotetti, che non erano fruibili, quindi non si pagava. E quindi qual è il problema? Di spostarsi per fare la rettifica? Qual è il problema? Gli interessi sono stati tolti. Quindi il problema, già questo si è risolto. Tranquillo, non c'è più gente che parla. Le uniche persone che parlano sono quelli che non hanno mai pagato e hanno uno spazio abbastanza, purtroppo, quindi ampio, da poter pagare una cifra abbastanza esorbitante e quindi uno grida, chissà, gridando riesco a raggiungere l'obiettivo. Però la realtà è uno, non possiamo fare la cultura di non fare pagare le tasse. Cioè dico, questa è una cultura sbagliata,
perché in questo modo non facciamo altro che stimolare le persone a dire se non pagate è meglio. Quindi la cosa che si deve dire ai raffadalesi è una, e io stando in mezzo alla gente, perché ci sto, glielo dico, e la persona realmente sono rese conto. Una persona che si lamenta a Raffadale non c'è più, quindi finiamola con la legge. In ogni caso, io ho detto una cosa, sono per la gestione diretta dei tributi e questo sarà, basta, non ci sono altri se senza ma. La continuità, io non sono continuità di nessuno, io sono continuità di me stesso e con il mio gruppo che mi appoggia. Io sono partito e qualcuno lo sa, vede onorevole Di Benedetto, io sono partito da solo con le mie liste civiche. Poi ci sono gli amici che mi hanno votato, a me mi voteranno, la gente del Raffadale, io ho dei raggruppamenti di politici che mi appoggiano, ma mi voteranno i raffadalesi, questa è la verità. No, se mi viene qualcuno alla tua parte e mi viene a votare, io ci dico sì, quindi se mi vota o Gaetano Di Giovanni, io ci dico sì, ma che non è Gaetano Di Giovanni, è la gente del Raffadale che mi vota, che è diverso dal candidato singolo che viene candidato in quell'elezione. Voi avete degli esponenti all'altro lato e sapete quelli che sono stati fino all'altro ieri nella giunta Cuffaro, cosa che Franco Laporta non c'è stato, perché ha fatto il presidente del Consiglio prima e ora consigliere provinciale. Basta, questo è tutto. È inutile che ci giriamo sempre sulle stesse cose. Bisogna dire alle persone le cose come stanno. Quelli che hanno governato con Cuffaro sono dalla tua parte. Salemi, lei ha accennato al problema dell'AG e ora ne parliamo. Allora, io sono uno che difficilmente do uno schiaffo a una persona, ma se una persona mi dà uno schiaffo io tento di dargliene due. E mi spiego. Non volge l'altra guancia, insomma. No, sono un credente, d'altro canto sono ancora un Sì. democristiano convinto. Lo scudo crociato Libertas, dico, ce l'ho ancora nel cuore, si figuri se posso dire, però politicamente, allora mi rettifico, politicamente se mi danno uno schiaffo io cerco di rispondere con due, se sono capace. Allora, quando si tenta di dire le cose, c'è stato qualche assessore che ha votato, io dico, siccome magari la gente non lo capisce, posso essere anche io. Io per il mio disappunto, per andare contro l'imposizione di questa esternalizzazione dei tributi, mi sono buscato 3 lettere riservate del sindaco Cuffaro. Io ho risposto con altre 3, attenzione, per quella cosa che ho detto poco fa dovevo rispondere con 6, ma ne sono bastate 3. E dico questo, è giusto che uno in una giunta possa esprimere il proprio concetto in piena democrazia. Se in quella giunta non si può esprimere in piena democrazia la propria idea, non è più democrazia, ma diventa dittatura. E Angelo Salemi non ci sta. Ha potuto votare, però diceva giustamente l'onorevole Di Benedetto, ecco, questo è il secondo schiaffo. Io non ho parenti, non ho generi, non ho cognati, questo è il secondo schiaffo e devo restituirlo. Dipendente dall'AEG, il fratello dell'allora presidente Laporta, il presidente attuale Laporta Gaspare, ha il genero che è dipendente dell'AEG, quindi le cose vanno dette chiare, non ci sono problemi, con molta franchezza, con molta tranquillità, ognuno si assume praticamente le proprie responsabilità. Che posso dire io? Che cosa ho dovuto amministrare? Io posso dire solo che contavo molto di più quando ero consigliere d'opposizione. Io ho fatto per 20 anni il consigliere di opposizione, quando c'era il forte Partito Comunista Italiano all'amministrazione, che ora che sono stato in giunta, perché sono stato sempre emarginato. Lei pensi che io il 12 di giugno di quest'anno completo 41 anni di politica attiva e ancora non mi hanno ritenuto capace di darmi la piccola delega di vice sindaco, anche se me l'avevano promesso il sindaco attuale, il proprio fratello allora presidente della regione, in presenza pure dell'allora coordinatore regionale di Forza Italia. Però
i locali serviamo solo quando siamo portatori di voti verso questi signorotti della politica, che speriamo che il popolo li cacci veramente a casa come noi vorremmo cacciare la EG, perché non possono essere arbitri, non possono decidere il destino terreno dei cittadini. Il nostro destino ce l'ha solo in mano Gesù Cristo. Questi signorotti della politica, parlo per esempio dei 3 signorotti del PDL, l'onorevole Fontana, l'onorevole Iacolino, l'onorevole Bosco, per esempio dopo 5 campagne elettorali che Angelo Salemi ha fatto per il PDL, non si trovano praticamente a poterlo appoggiare, a parte il fatto che non hanno niente a Raffadali, perché praticamente non sono stati nemmeno in grado di presentare la lista del PDL a Raffadali, e si pavoneggiano solo con le tavole rotonde, solo con le riunioni, con televisione a destra. C'è qualche deputatucolo che va in televisione settimanalmente a far vedere, a dire, poi magari inquadrate la platea e ne contate solo 12, manco 13 persone ad assistere a quel convegno. È vergognoso, c'è un distacco dal cittadino, dalla politica, ma lo vogliono questi signorotti della politica, non sono più credibili. Ecco perché noi abbiamo abbandonato drasticamente un taglio netto con la vecchia politica, e chi ve ne parla è uno che ha fatto 41 anni di politica, ma non può accettare che Silvio Cuffaro non dà il vice sindaco promesso a chi ha contribuito a farlo sedere sulla sedia di sindaco, mentre senza consultare nessuno dei propri allegati va a dare la delega di vice sindaco a chi gli ha votato contro, che era candidato nelle liste del PD con il sindaco Gianfranco Queli. Ma questo è vergognoso, questo a casa sua, questo nella propria proprietà, questo a mare, ma non in politica, non nella nostra cittadina. Bene, Angelo Salemi sta anche approfittando per togliersi qualche sassolino dalla ce ne scarpa, ma molti. d'altronde questi spazi servono anche per questo, in modo che la gente può da casa tranquillamente ascoltare. A qualcuno la faccia gliela dovrei proprio meglio non parlarne. Comunque, io vorrei cambiare, ora tocca a lei la porta. No, devo dire quella cosa io intanto le faccio l'altra domanda, poi lei al suo tempo quello che vuole dire dice. Allora, vorrei cambiare un attimo argomento, parlare del tanto famoso villaggio della gioventù. Ecco, io ho fatto un po' un sondaggio a Raffadali, tra l'altro la frequentiamo anche, la seguiamo molto negli avvenimenti che succedono, una vera risorsa culturale è stata negli anni, molti sperano in una sua di riapertura e di recuperarlo. Ecco, vorrei sentire le vostre proposte, ma non solo le proposte, anche le soluzioni fattive affinché il villaggio si possa recuperare e tornare magari ai fasti di una volta. Tocca proprio a lei, prego. Allora, 6 minuti alla porta e 8 minuti di Benedetto. E Salemi? Salemi, ora lo facciamo. Ora lo facciamo, non c'è problema. Allora, prego. Il villaggio della gioventù è chiaro che per me è un qualcosa di bello, e come tale farò di tutto affinché possa essere fruibile dai raffadalesi nella sua interezza. Il mio obiettivo sicuramente è quello di renderlo fruibile addirittura 365 giorni l'anno, perché il villaggio della gioventù è il fiore all'occhiello dei raffadalesi, dove si può svolgere la qualsiasi, dove si può e attualmente si svolge, dove esiste un impianto di fitodepurazione collegato con la Facoltà di Agraria di Palermo, dove realmente si stanno cercando di fare crescere delle piante che attualmente sono in via di estinzione. Questo lo dobbiamo tanto alla Facoltà d'Agraria e contemporaneamente al Comune di Raffadali, che ha fatto una convenzione con loro. L'obiettivo mio per quanto riguarda questo tema è quello di creare addirittura un orto botanico, dove tutti i studenti delle varie scuole vanno a visitare questo villaggio della gioventù, e in questo caso questa piccola oasi del villaggio, che attualmente viene frequentato da alcune scolaresche,
e che sicuramente con l'apertura 365 giorni l'anno potremmo fruirlo nell'interezza. L'obiettivo mio è quello di poterlo utilizzare da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista culturale, sia da un punto di vista quindi commerciale, artigianale e quant'altro. Perché il turismo passa sicuramente nell'ambito del teatro della gioventù, perché noi con le personalità che abbiamo a Raffadali, senza grandi spese, possiamo riuscire a utilizzare gli artisti locali di qualsiasi genere, vedi attori, vedi pittori, vedi attori di teatro, vedi gruppi folchi, che possono essere in grado di attivare da un punto di vista culturale sicuramente questo villaggio. E nello stesso tempo la mia idea è quella che le persone che vengono dai paesi vicini vengono a farsi un giro a Raffadali e vengono a spendere a Raffadali, perché con le attività commerciali, artigianali, quello che ho intenzione di organizzare, sicuramente porteremo economia a Raffadali, porteremo lavoro a Raffadali e come tale porteremo quel fiore all'occhiello che io sostanzialmente con gli amici abbiamo deciso di riaprire, perché è una risorsa per Raffadali, è quello che ci può portare lavoro, è quello che ci può portare cultura, è quello che ci può portare denaro. Questo è il nostro volano. Scusi. Questo è il nostro volano. Prego. Una breve parentesi la devo fare a proposito dell'AIG. Lei è stato chiamato in causa in maniera diretta, non ho diretta. dubbi che posso rispondere. Come tutti i concorsi che si fanno, ci sono delle persone che hanno dei titoli. Uno partecipa, se andiamo a vedere l'AIG, vediamo che titolo ha mio nipote, vediamo che titoli hanno gli altri. Dopodiché non ho niente più da dire. Salemi, a lei tocca. Parliamo di villaggio della gioventù? Sì. Mi tocca Se di vuole. diritto? No, come no? Faccio la domanda, poi E allora perché ho pregato l'amico Caro Vittorio onorevole, Sgarbi, il non professore Sgarbi, a far E parte della mia giunta, dico, giusto? Proprio squisitamente e solo Ci vogliono anche le risorse. del villaggio della gioventù. No, noi infatti... dico. Sì, ma noi per le risorse dobbiamo far funzionare un po' il cervello praticamente. È indubbio che dire che realizzeremo al villaggio della gioventù delle infrastrutture con i soldi del comune è impossibile, cioè sarebbe vera e propria utopia. Ma chi vi parla, diciamo, se in 41 anni non ho fatto utopia, non ho fatto demagogia e ancora resiste, diciamo, ai vari attacchi dei grossi, dei potenti della politica locale e non, significa che demagogia e fesserie non è addetto, perché la gente ha trovato sostanza e praticamente lo conferma da 1971 al 2012. Allora, il professore Sgarbi, che anzi colgo l'occasione per dire verrà a trovarci lunedì a Raffadali per incontrare i giovani in piazza Progresso, verso le ore 21, lunedì verso le ore 21, praticamente abbiamo avuto più di un incontro, 2 a Salemi e 2 a Cefalù. Voi sapete che sta presentando per il comune di Cefalù, a sindaco del comune di Cefalù, e quindi siamo noi che ci spostiamo verso Sgarbi e non Sgarbi verso di noi. Praticamente noi vogliamo il teatro della gioventù renderlo praticamente non solo vivibile, non solo praticabile, perché è stato nel completo abbandono. C'era per esempio un parco giochi per i bambini, è stato completamente tolto, distrutto, diciamo. L'amministrazione comunale su questo campo è stato completamente ai margini della situazione. Diciamo che le persone invece sono talmente affezionate a questo villaggio della gioventù che i miei figli dicono vanno a fare praticamente sport, vanno a fare a correre là la mattina, cioè siamo innamorati del villaggio della gioventù, siamo cresciuti noi della nostra età col villaggio della gioventù, siamo cresciuti con le commedie che ci portava Nino Cuffaro, Buonanima, siamo cresciuti praticamente a vedere il teatro dei nostri diciamo pari età, degli scolari, cioè siamo cresciuti ad andare al teatro della gioventù solo ed esclusivamente per incontrarci. Allora chiudo subito, ma teatro della gioventù non solo come attività teatrale, non solo come attività culturale che ci garantirà
il professore Sgarbi, ma come infrastrutture, perché noi praticamente io ho in mente non di utilizzare i fondi del comune che poca cosa potrebbero fare, ma l'ho messo nella mia bozza di programma dove chiedo dei suggerimenti, anzi ai cittadini, colgo l'occasione per dirlo in televisione, nell'ultima pagina dico scrivi qui le tue proposte e inviale praticamente all'indirizzo. Cercheremo di formare una società mista, comune e privati, con la gran parte di percentuale dei privati, perché naturalmente sono privati che mettono i soldi per realizzare le infrastrutture. Quali infrastrutture? La piscina coperta, la piscina scoperta, scivoli d'acqua, un mini zoo, sala cinematografica, sala teatrale, sala convegni, piste e campetti di tennis, campetti di calcetto e quant'altro, non mi dilungo a fare tutto. Questi privati debbono praticamente mettere i capitali, i soldi, debbono realizzare quelle infrastrutture. Quindi occupazione per realizzare le infrastrutture, occupazione per mandare avanti quelle infrastrutture, cioè occupazione per mandare avanti quelle infrastrutture non con i soldi dei nostri cittadini, ma con i soldi che praticamente metterà questa società privata. È chiaro che anche noi dovremmo adoperarci per trovare i fondi che possono essere messi a disposizione dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea. Questo ci serve il professore Sgarbi, oltre all'attività culturale, ci serve da gancio per questa multinazionale affinché queste cose si possano realizzare. Prego, Di Benedetto, forse. Ma il fatto e le cose parlano da sé. Raffadale aveva il villaggio della gioventù, che era un luogo non solo di ricreazione, ma un luogo di cultura, che era una fucina di iniziative teatrali, culturali, di impegno. Era un'area attrezzata dal punto di vista sportivo. Se guardate i campetti del villaggio della gioventù, il dottore Laporta che gira per Raffadale vedrà come sono divelti, distrutti, i muri delle costruzioni del villaggio del Gioventù sono lesionati, stanno crollando, le sterpaglie sono lì a farne da padrona. È inutile che ci venga a dire io farò. La domanda è: non sei credibile, perché non l'hai fatto? Perché l'amministrazione Cuffaro non l'ha fatto? Con cui vi ponete in diretta continuità. Questo è, non si possono prendere in giro i cittadini di Raffadale. Allora occorre rilanciare realmente, e noi siamo credibili, perché la mia parte politica che ha messo in piedi il villaggio della gioventù e la mia tradizione che ha messo al centro la cultura Raffadali, che ha costruito, che ha realizzato il villaggio della gioventù, che ha speso uomini e forze per farne un momento di attrazione, e deve ritornare a essere questo, il cuore di Raffadali. Io mi ricordo che andavo lì alla Collina per i Bambini, al Comune, alla Colonia, e deve ritornare a essere questo, il luogo di educazione per le nuove generazioni, per i bambini, per i giovani, per gli uomini, per le donne, fucina di cultura. E per fare questo chiameremo il volontariato di Raffadale a impegnarsi, chiameremo gli operatori economici di Raffadale a impegnarsi, chiameremo capitale anche privato, il rapporto con il comune a impegnarsi e a spendere. C'è una difficoltà economica da parte degli enti locali. Noi intanto non sprecheremo risorse dando i gettoni di presenza ai consiglieri comunali, così come voleva fare l'attuale amministrazione, dando 5 anni di arretrati, ma utilizzeremo tutte le risorse del comune per i servizi alla gente, a partire dal villaggio della gioventù, e chiameremo anche a compartecipare i privati, perché il villaggio della gioventù diventi luogo vivo e vitale non solo in estate, ma per i grandi periodi dell'anno che grazie al nostro clima consentono la fruizione. Questo sarà, e noi siamo credibili nel dirlo. Gli altri dovrebbero spiegarci perché l'hanno chiuso. Di fatto a Raffadali c'era il villaggio della gioventù e l'hanno chiuso, non c'era l'AIG e l'hanno aperta. Questa è la realtà di questa amministrazione, di cui Laporta è in assoluta continuità. Quelli che diceva poco fa il candidato Laporta, alcuni che erano con Cuffaro adesso sostengono
e te sostengono un'altra candidatura. Sostengono me, quelli che hanno rotto con Cuffaro, quelli che non vogliono avere nessuna contiguità con Cuffaro. Lui invece ha Cuffaro come sponsor principale. Il candidato Laporta, se non avesse Cuffaro alle spalle, la lista di Cuffaro, la lista del Patto del Territorio che lo sponsorizza, è chiaro che forse manco sarebbe in campo in questo tipo di battaglia. Un'ultima cosa, e sto concludendo, e mi pare di stare ampiamente dentro i tempi. Io sono un cittadino di Raffadali, che abita a Raffadali, che si è impegnato per Raffadali. Io mi auguro che nell'estremo caso che il candidato Laporta vincesse, non si adoperasse per togliermi la cittadinanza di Raffadali, visto e considerato che sono legato a una tradizione personale, familiare e di viverci. Sono elettore, questo è il mio certificato elettorale di Raffadali, ampiamente timbrato, da anni vivo e voto a Raffadali, ne conosco i problemi e intento spendermi, e questa è la ragione della mia candidatura, lo spendermi per il paese di Raffadali, al servizio dei raffadalesi, non per soddisfare interessi personali e di famiglia a danno dei raffadalesi. Bene, allora ultima domanda, abbiamo 2 minuti e mezzo per Laporta, 30 secondi per Salemi e Di Benedetto ora ci dirà il nostro collega quanti abbiamo. Ecco, l'ultima domanda era destinata alle idee per il rilancio occupazionale e lo sviluppo economico di Raffadali, un paese da sempre vivo e produttivo, in particolare per i giovani. Addirittura leggevo su internet c'è chi propone di non far esibire gli artisti per il 1° maggio e stornare soldi per far lavorare i giovani. 30 secondi per Salemi. Io penso che la vita non può solo riservarci dispiaceri, cioè praticamente i dispiaceri quando arrivano e ce li dobbiamo prendere. Il 1° maggio è sacro a Raffadali, è una festa sacra, attenzione, il 1° maggio sono le radici del popolo di Raffadali, del popolo che lavora a Raffadali, che ha sempre lavorato a Raffadali. Io dico, togliere il 1° maggio a Raffadali sarebbe veramente un sacrilegio. Togliere il 1° maggio ai raffadalesi, il 1° maggio di Raffadali è l'unico che resiste forse ad una certa levatura a livello nazionale, quindi sarebbe completamente una bestemmia. L'ha già consumato. Di Benedetto, a lei tocca. Quanto ha Di Benedetto, scusa? Prego, parla. Il 1° maggio a Raffadali. Il 1° maggio a Raffadali è l'emblema del paese, di questo paese. Il 1° maggio a Raffadali non è una festa della sinistra, è la festa dell'intero popolo di Raffadali. Perfetto. Un popolo produttivo, un popolo che si impegna, un popolo che ha costruito il proprio avvenire con le proprie mani. Era un paese povero nei decenni passati, di contadini, e grazie a una buona amministrazione, grazie ai sacrifici delle famiglie, grazie all'intelligenza dei raffadalesi, è diventato un paese che è riuscito a progredire, a svilupparsi, a crescere. I figli dei contadini si sono laureati, hanno acquisito un ruolo nella società, grazie al sacrificio dei padri, grazie alle lotte dei padri. Guardate, Raffadali era un paese feudale con i grandi proprietari terrieri e la gente si è appropriata delle terre. La gente tuttora lavora con le proprie mani, fa l'artigiano, fa il pasticcere, fa il commerciante, fa l'impiegato, va via da Raffadali pur di guadagnare il proprio stipendio e aiutare la famiglia. È un popolo di grandi lavoratori e la festa del lavoro è l'esaltazione dello spirito dei raffadalesi, di un paese produttivo che è stato mortificato da un'amministrazione. Guardate bene, in questi anni le capacità produttive sono anche ristrette perché hanno instaurato una mentalità, una cultura per cui bisognava questuare il posto, chiedere la raccomandazione, andare a presto per avere 600 euro al mese. E in questo hanno mortificato lo spirito creativo, la capacità produttiva di un paese. Raffadali deve liberarsi, deve ritornare a far rivivere le proprie tradizioni, la propria capacità produttiva, la propria crescita economica. Questo è possibile a Raffadali cambiando lo stato di cose esistenti. Occorre rompere col passato e cambiare per riportare Raffadali e raffadalesi. Laporta, 2 minuti e mezzo lei ha a disposizione. Allora, io intanto devo fare alcune annotazioni.
ritornando sempre al discorso di essere o non essere di Raffadali, io vi dico solo una cosa, che qualcuno sappia o no, quindi il villaggio della gioventù, mi dispiace per qualcuno che non lo sa, è stato dissequestrato 2 mesi fa, grazie a un'amministrazione di sinistra, prima di questi 10 anni, che si è permessa di portare un teatro mobile che era qua, a Raffadali, dove ha creato 2 vite umane. Questo è il risultato. Quindi è inutile che parliamo di funzionamento o meno, perché quella parte che era fruibile è stato utilizzato e nello stesso tempo è stato arricchito. C'è tutto lo steccato fatto, ci sono tutti gli steccati per andare nei boschi, però è chiaro che c'era il sequestro e come tale non si poteva fare niente. Numero 2, io sono un democristiano, quindi da sempre lo sono stato, quindi il problema di levare a tessera a nessuno, allora forse non lo sa, io sono a Raffadali, ci vivo e sa chi è Franco Laporta. Per chi non è di Raffadali non lo può sapere. Un'altra cosa che mi preme dire, gettone di presenza. Il gettone di presenza è ai minimi. È una legge che dice che ci tocca 30 e qualcosa al consigliere comunale. I consiglieri comunali da 7 anni almeno non percepiscono il gettone di presenza. Questo gettone di presenza, i consiglieri lo volevano perché ci tocca e glielo devono dare o questa amministrazione o chi diventerà sindaco l'amministrazione successiva. Questo gettone di presenza i consiglieri hanno deciso di devolverlo acquistando parco giochi, Villa del Voltano e in piazza. Questo è un onore per i consiglieri comunali. Quando si parla di gettone, quindi è una cosa completamente assurda, anzi è controproducente parlarne, perché è lodevole da parte dei consiglieri dire una cosa che mi tocca, però io l'evolvo a fare parchi giochi, mentre qualche deputato invece prende la cifra di 18.000 euro che ce ne vogliono gettoni di presenza. Per quanto riguarda la festa del 1° maggio, è chiaro che io sono dall'idea che è giusto che ci sia, perché rappresenta la festa di tutti, indipendentemente dai sindacati, indipendentemente di tutti i partiti, e io sono favorevole che la festa del 1° maggio si faccia e si faccia sempre nel migliore dei modi. Il tempo è finito, resta 1 minuto e 30 ancora a Di Benedetto, però io volevo fare una domanda, se voi siete d'accordo, diciamo 1 minuto l'uno, se voi lo concedete entrambi, indipendentemente dal minuto e 30, mi premeva una domanda fare. Ecco, fuori dal minuto e 30? Fuori dal minuto e 30, se voi siete d'accordo nel concedervi reciprocamente 1 minuto. Ecco, la domanda che volevo fare, che interessa sicuramente tanti, non solo a Raffadali, ma anche un po' tutta la gente che ci vede, ma in particolare a Raffadali. Ecco, il governo Monti ha introdotto l'IMU. C'è già qualche sindaco che dice di non pagarla, non so se nel vostro programma è citata, ma voi come intendete gestire questa nuova tassa? Ecco, 1 minuto l'uno, se siete d'accordo, perché credo che sia una domanda in cui molta gente vuole sentire il vostro punto di vista come futuri candidati. Sì, prego. Allora, a proposito dell'IMU, io sicuramente farò in modo che l'IMU, se possibile, non si paghi, ma quantomeno, se si deve pagare, si pagherà il minimo possibile. Benedetto, prego. Ma l'IMU sostanzialmente sostituisce l'ICI. Va applicata al minimo, soprattutto le risorse però vanno utilizzate bene e non per sprechi, e io vedo una contraddizione nell'impostazione politica a questo punto del patto per il territorio. Il candidato del patto per il territorio da Agrigento, Zambuto, dice che non bisogna pagare l'IMU. A Raffadali si dice che bisogna pagarla. C'è un problema di indirizzo, di scelta che in coerenza una forza politica dovrebbe fare. Salemi. Ma le tasse che già abbiamo sono tante. È una tassa nazionale, quindi sono tante, le tasse che già abbiamo sono tante, sono troppe. L'amico mio Franco Laporta diceva che non si lamenta più nessuno per quanto riguarda queste buste verdi che arrivano, non azzurre, ma ci lamentiamo tutte il primo io, cioè praticamente è una continua lamentela, giugno passerà e pagheremo tutte e pagheranno tutti e andiamo a parlare se possiamo introdurre l'IMU, ma manco a parlarne. Quindi lei è contro l'IMU?
Ah, indubbiamente. Va bene. Di Benedetto, le resta un minuto e mezzo, gli altri il tempo lo hanno esaurito, prego. Sì, molto semplicemente. Io credo che in campagna elettorale bisogna dire le cose che si faranno realmente, non cercare di prendere in giro la gente. I raffadalesi sono gente matura, gente che capisce la serietà delle proposte, capisce invece la falsità e la demagogia. Questa è la verità. Hanno posto la questione di 5 anni di arretrati per i gettoni di presenza e visto la grande gaffe che hanno fatto, dicono che ora serviva per comprare qualche fiore da mettere al Voltano e mettere alla villa. È un modo falso di presentare le cose. Io informo il candidato Laporta che dice che i deputati guadagnano 18.000 euro, forse queste notizie le avrà dal sindaco Cuffaro, che ha, come dire, un'esperienza in famiglia di parlamentari. Qua ci sono le buste paga di me deputato, sarà uno scoop per la televisione. Prego, se in cui il potete cameraman vuole fare un primo piano, in cui sicuramente. mese di febbraio 2012 il reddito è 8.056 euro e ci sono 1.500 euro di trattenuta perché vengono versate al mio partito, al Partito Democratico. Io credo di riconoscere il reddito del dottore Laporte, che sicuramente non è di poco conto, fra l'altro è obbligato a darlo perché è consigliere provinciale, e la differenza è che noi deputati ci siamo abbassati lo stipendio e la retribuzione, riducendo la retribuzione dei deputati. Ai consiglieri comunali la maggioranza invece voleva darla quando prima non la percepivano. Quindi siamo in una situazione realmente assolutamente opposta. Del villaggio della gioventù hanno fatto uno scempio, i cittadini lo sanno, il sequestro, la verità i raffadalesi lo sanno e sapranno valutarla. Bene, il tempo è finito, l'appello è saltato, già siamo oltre 10 minuti dal tempo consentitoci dalla programmazione, quindi io ringrazio anche la regia per questi 10 minuti quasi in più che mi ha dato per farvi parlare, quindi già insomma avete il problema su Raffadali, credo che la gente già si sia fatta un'idea. Ringrazio il dottore Laporta, l'onorevole Di Benedetto, grazie a voi, il consigliere Salemi per aver partecipato alla nostra trasmissione. E votate, buonasera e votate. Sicuramente andare al voto è un nostro dovere. È un dovere dei cittadini scegliere, andare a votare. I cittadini sceglieranno anche grazie al nostro contributo, si faranno la loro idea. Grazie anche ai cittadini che hanno preferito di vederci, di sceglierci, e grazie sempre, ringrazio tutti i collaboratori che contribuiscono sempre in maniera fattiva a portare avanti il programma. Grazie e buonasera.